Bombardamento del 7 aprile. Ecco, il bombardamento del 7 aprile, stavo sul rifugio, era stato le ore 12, 12:30, non so, era una bellissima giornata, un sole splendido, no? E è arrivato da parte di Mestre, anzi prima è stato l'allarme, allora i tedeschi con la portaerei cominciarono a fare e veniva questa nuvola di aerei che non finiva più, e quando all'altezza della città di Treviso cominciando e giù bombe, aprivano il grande portellone sotto l'aereo, no, che avevano, e giù venivano giù a grappoli d'uva, pareva che brillassero perché erano nuovissime, appena fabbricate oggi, no? E giù per un quarto d'ora penso che apertura questo e che la terra tremava, e io seguivo questo nuvolo da ragazzo. A me ero lontano, non è che avessi paura, ma però... Ma eri da solo che guardavi? Eri da solo o con qualche amico? No, ma gli altri, la famiglia era sotto, no? Ma io mi sono messo davanti alla porta del rifugio, no? Del vostro rifugio personale in campagna, diciamo. Sì, di campagna. A distanza di questo fosso anticarro di quanti? Di 5 metri anche, no? Ecco, in continuazione giù bombe, una flotta di aerei che non finiva più, e giù bombe, e giù, e giù, e giù. E dopo cadute queste bombe, ma cosa vedevi tu? Cosa vedevi venire avanti allora? Fumo, ecco, tutto oscurato, insomma, la parte colpita, no? Quella volta. Ecco, e poi con mio padre siamo andati a vedere un po' il danno che avevano causato. Insomma. Ricordo che mi ha portato a San Nicolò, in chiesa San Nicolò il giorno dopo, no? Quando che avevano recuperato i morti, e lì dentro in chiesa c'erano cataste di morti, no? Messe lì apposta perché la gente andassero a trovare i suoi, insomma. La catasta piena di morti, una roba spaventosa. Mia sorella diceva che poi i morti li portavano per via Capitello al cimitero di San Lazzaro. Ti risulta che siano passati? Beh, quelli di San Lazzaro no, ma mi risulta quelli di Canizzano. Allora c'era un reato, Alfonso, aveva un carrettino con un musetto, un carrettino, che riempiva questo carretto di morti, lo portava in cimitero a Canizzano. Lui faceva questo servizio.